Grande entusiasmo negli impianti di Ponte San Nicolò e Saonara per le finali dal primo al quarto posto di Under 14 femminile della provincia di Padova, dove sono giunte le migliori fra le 52 squadre che hanno preso parte al campionato. Iniziando dal match più importante, ovvero quello per il titolo provinciale, in campo si sono sfidate Volley Fratte e Tre Garofani. Proprio il Tre Garofani ha vinto il titolo, sconfiggendo per 3-0 le pari età del Fratte. Questa squadra l'abbiamo presa in mano l'anno scorso con l'Under 13 e piano piano abbiamo fatto un grande cammino di crescita tecnica e anche tattica. Abbiamo raggiunto l'anno scorso un grande obiettivo che era quello del titolo provinciale di Padova e poi con grande emozione siamo riusciti anche ad arrivare in finale regionale ottenendo un ottimo secondo posto. E quest'anno siamo di nuovo qui, è un gruppo grandioso, la società Tre Garofani è orgogliosa del giovanile, del settore giovanile e di questa squadra. L'obiettivo da raggiungere per le ragazze del Tre Garofani era soltanto uno, il titolo provinciale. È stato pienamente raggiunto, era prima di tutto la finale provinciale e poi l'ammissione alle fasi regionali e è stata una vittoria molto emozionante che ce la siamo guadagnata con il cuore e per me è stato molto divertente e insomma tutta la squadra ci siamo supportate a vicenda. In realtà l'esito dell'incontro è stato più netto di quanto sia il vero divario tecnico fra le due formazioni. Me l'aspettavo molto tosta e dura perché il Fratte ha una grande reputazione e una grande tradizione. Siamo state brave noi a tenere duro il primo set perché siamo sempre state sotto, a dire la verità anche gli altri due set, il secondo e terzo, ma abbiamo tenuto botta e siamo riuscite piano piano a recuperare e a commettere meno errori nei punti più salienti della partita. Grande soddisfazione dunque in casa Tre Garofani, una società di un quartiere della città di Padova che opera nel giovanile femminile. Effettivamente devo ammettere che siamo molto felici perché col settore giovanile riusciamo a lavorare ogni anno molto bene e infatti 2 o 3 titoli ce li portiamo sempre a casa. Quest'anno il primo perché siamo stati esclusi dall'Under 16 per poco e quindi abbiamo lavorato molto di più adesso, cercavamo proprio di rifarci. Passando alle seconde classificate, ecco il Volley Fratte. Fratte è una società storica nella provincia di Padova, pur facendo capo ad un paese dalle dimensioni ridotte e per questo il secondo posto provinciale è accolto con grande entusiasmo. È una cosa importantissima perché arrivare seconde in provincia non è una cosa da poco. Un paesino piccolo come Fratte penso che sia motivo d'orgoglio da parte dei nostri dirigenti e presidente stesso. Noi volevamo portare a casa il primo posto, ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta, però questo risultato ci sta benissimo. Benissimo, tra virgolette, anche se secondo me meritavamo sicuramente non un 3-0, ma magari un 3-2 ci poteva stare benissimo. Comunque sia, noi siamo contentissime di come è andata. Eterne seconde? Così sembrerebbe, ma il Volley Fratte rilancia. Sono già 4 anni che arriviamo seconde, sempre contro questa squadra, per cui ogni anno ci prendiamo le raccomandazioni prima di fare la finale da tutti per cercare di portare a casa il primo posto. Ecco allora da dove provengono le atlete del Fratte, compagni di classe la mattina, assieme in allenamento la sera. Andiamo quasi tutte a scuola a Santa Giustina e 3-4 persone vanno a scuola a Borghetto. E siamo tutte allo stesso livello, ci conosciamo e non ci sono persone più brave o meno brave, siamo tutte insomma là. Traguardo regionale raggiunto dunque. A Fratte il sogno sarebbe ora incontrare San Donà. Mi piacerebbe arrivare fino alla fine ovviamente, sicuramente la squadra più forte sarebbe San Donà, Venezia e se lo affrontiamo ce la mettiamo tutta per vincere. Se tra la prima e la seconda classificata gioiscono, la terza non è da meno, anzi, parliamo dell'Acqua e Sapone di Piazzola sul Brenta che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto il podio provinciale. Un risultato storico per un gruppo che sono 3 anni che lavora insieme, che sono partite da zero e sono arrivate qui tutti insieme, un gruppo di 17 ragazze e che danno tanto. Le atlete al termine dell'incontro hanno festeggiato il terzo posto ed hanno capito che il loro gruppo potrà togliersi in futuro belle soddisfazioni. Ci siamo impegnate tanto, abbiamo anche fatto tanti allenamenti e siamo abbastanza contenti del risultato, molto insomma.
Anche il Dream Volley di Piazzolla andrà dunque alle fasi regionali, altro traguardo storico per la società. Sicuramente daremo il massimo, come ogni volta, insomma. Ci siamo allenati duramente e quindi speriamo di raggiungere un buon risultato anche alle regionali. Ecco allora il presidente Pasquali, raggiante a fine match. Raggiante a dir poco, anche sono emozionato perché veramente abbiamo raggiunto un risultato molto importante. Abbiamo cominciato un lavoro 5-6 anni fa, praticamente quando è nata questa società, e questi sono, mi auguro, solo i primi frutti che raccoglieremo, insomma, ecco. Se 3 società festeggiano, ce n'è una che non è soddisfatta del piazzamento. Si tratta del Medoacus, quarto classificato, che vede così sfuggire di mano la possibilità di approdare alla fase regionale. Avremmo sperato almeno in un terzo posto, non puntavamo chissà quanto più in alto, però giocando un po' meglio di adesso, perché hanno un po' lasciato andare, però le emozioni sono tante, sono ragazzine, possiamo anche perdonarle questa volta. Ci rifaremo, vero? Anche il Medoacus ha iniziato da qualche stagione un grande lavoro a livello giovanile ed il bacino di provenienza delle atlete è molto ampio. Noi siamo di Selvazzano, siamo in 16, alcune che vengono da Saccolongo, alcune da Tencarola e alcune Selvazzano. Il prossimo anno speriamo di arrivare almeno seconde. Ecco dunque cos'è successo domenica negli impianti di Ponte San Nicolò e Saonara. A Saonara, fra l'altro, la finale di Under 14 di Padova ha bissato l'altro grande evento organizzato la domenica precedente, ovvero le finali di Coppa Veneto. A Saonara è un impianto molto importante, questo è gestito molto bene dalla società locale, la Vispa Volley. Bisogna dare merito al presidente Sandro Torresin di gestire al meglio questo impianto. Noi siamo sempre ben felici di ospitare eventi sportivi perché diciamo sono veicolo per la nostra città, per il vivaismo, per tutte le attività che si svolgono in questo paese, specialmente se vengono da tutto il Veneto, come è stato con la Coppa Veneto, o comunque da tutta la provincia, come è stato oggi. Le finali di Under 14 sono state intitolate a 2 atlete e volontarie di Padova, che la pallavolo padovana ricorda sempre con grande stima ed affetto. La finale è stata intitolata a Tamara Gobbo e Diana Olivetti, che sono le ragazze che purtroppo sono mancate per quell'esperienza avuta sulla Maiella. In effetti erano 2 ragazze, 2 atlete, 2 pallavoliste, oltre che essere anche impegnate molto nel sociale. Ci ha fatto molto piacere dedicare questo campionato a queste 2 ragazze e penso che le squadre abbiano senz'altro onorato il nome di queste 2 ragazze.